Piano Casa. In questi giorni la legge regionale è passata al vaglio dei comuni per l'approvazione e per stabilirne i criteri d'applicazione. La politica si è divisa tra chi ha visto l'applicazione di questo provvedimento come una boccata d'ossigeno per l'edilizia in questo tempo di crisi, come la giusta risposta dunque ad una situazione d'emergenza, e i perplessi che invece hanno fatto notare il rischio di ridare fiato ad un modello edilizio che poco ha a che fare con l'ambiente e lo sviluppo equilibrato. Cronache Trevigiane ha sentito il parere di Roberto Grigolin, imprenditore il cui gruppo è leader nel settore delle materie prime per l'industria edilizia. Ma è sicuramente un elemento che dovrà portare un effetto positivo, perché ci sono delle situazioni che hanno, soprattutto nella realtà nostra di paese, perché le città hanno già la loro densità, quindi con esigenze che erano prima bloccate e possono risolvere determinati casi. C'è un lieve ottimismo, non c'è un grande entusiasmo, sento ancora un debole interesse. Speriamo che questo si sblocchi. Oltre alla speranza che la ripresa annunciata, seppur lenta, possa riavviare un settore in grave difficoltà, c'è anche l'auspicio che le diverse parti che concorrono al rilancio del settore edilizio continuino a dialogare con forza, tanto più in tempo di crisi. Ai nostri microfoni Camilla Grigolin. Un dialogo importante sia con le amministrazioni, con le istituzioni, le associazioni, ma anche abbiamo voluto invitare anche tutti quei professionisti, ingegneri, architetti e geometri che sono, diciamo, il veicolo principale per la vendita del nostro prodotto. Non resta dunque che attendere i risultati dell'applicazione del Piano Casa. Speriamo che ci sia una leggera ripresa, ma col tempo si vedrà. Ed eccoci rientrati, mi sono scelta un angolino così, un po' artistico, di sicuro molto affascinante, per presentarvi il prossimo ospite di Cronache Trevigiane in questa speciale serata dedicata al premio Radicchio d'Oro. Adesso parliamo di musica, lo facciamo con una vera voce della musica italiana. Antonello Venditti si aggiudica il premio Radicchio d'Oro in questa 11ª edizione, appunto ospitata qui all'Hotel Fior di Castelfranco. No, è carino, a me i premi di solito mi mettono una tristezza infinita, invece stasera mi sono divertito, ho trovato un sacco di amici belli e poi mi sono accorto mentre sentivo la premiazione, cioè i miei meriti, ho detto ammazza, ho fatto un sacco di cose nella vita, sono contento. Grazie a voi. E io sempre da questo angolino davvero molto particolare vi lascio all'ultimo servizio di Cronache Trevigiane e poi tornate qui perché ho riservato per voi davvero un finale spettacolare, davvero unico. Il baccalà, un prodotto proveniente dalla lontana Norvegia ma che parla con un forte accento veneto. All'interno delle splendide cantine con l'Alto di Susegana si è tenuta una cena esclusiva che ha celebrato il baccalà, uno dei grandi protagonisti della tradizione gastronomica veneta. Mattatrice della serata è stata Paola Balzonetto, titolare insieme al marito Valerio della Cucina di Paola di Giavera del Montello, laboratorio gastronomico specializzato nella preparazione del baccalà, secondo le regole della tradizione regionale. Paola Balzonetto ci suggerisce alcune regole per scegliere un buon baccalà. Un buon baccalà si distingue prima dal colore, dal profumo o dall'odore, perché se c'è odore non va bene, e poi anche dalla stagionatura del baccalà, e quindi io me li vado a selezionare e cerco di scegliere il migliore, insomma. Comunque guardo il colore e l'odore del baccalà. Padrona di casa è stata la principessa Isabella Collalto, che, da grande produttrice e intenditrice di vini, ci consiglia il giusto abbinamento per i piatti a base di baccalà. Naturalmente partirei subito dal dire che è un vino bianco, quello che abbinerei senza alcun dubbio al baccalà. Consiglierei, ecco, in modo particolare un Manzoni bianco. Direi che il Manzoni bianco ha delle caratteristiche tali per cui praticamente lascia una bocca bella, pulita, dopo aver degustato del baccalà, e io credo che sia veramente l'abbinamento più ideale. Per di più il Manzoni bianco, forse lo conoscete già, è per noi un vino particolarmente importante perché ci teniamo molto. Questi incroci Manzoni sono stati sviluppati proprio dal professor Manzoni nei nostri vigneti qui a Susegana. Come ogni buon veneto sa, un buon baccalà va accompagnato dell'ottima polenta, soffice e fumante.
Paola Franco, del Consorzio di Tutela Mais Marano, ci spiega le qualità della polenta ottenuta con questa farina. Una polenta di un gusto buonissimo, ha un colore eccezionale e voi, per capire cos'è il mais marano, si può solo che assaggiarlo e abbinarlo magari con altre polente. Solo così si può riconoscere il vero mais marano e una volta assaggiato non potete più dimenticarlo. Presente alla serata anche il presidente del Consiglio della provincia di Treviso, Fulvio Pettenà, che enfatizza il ruolo delle piccole imprese nella valorizzazione di un prodotto tipico come il baccalà. Si devono ringraziare quegli imprenditori, come siamo qui questa sera a festeggiare la famiglia Bozzonello, che cercano in tutti i modi di mantenere salda questa tradizione, proponendo un prodotto che sicuramente si presta ai più fini palati, si presta anche alla massa e si presta anche con qualsiasi tipo di vino o di pietanza. Quindi ormai è entrato nella quotidianità anche questo tipo di piatto, chiamiamolo il baccalà, che poi si può fare in diversi modi. Qui ho la vicentina, la veneziana, la trevigiana, ogni insalata, e rimane un piatto forte della nostra tavola. Come vi avevo promesso, un grandissimo finale. Con me Maria Perusi, la bellissima Miss Italia. Meglio di così non si può finire questa puntata. Ogni anno una Miss, quest'anno sei tu a tenere così a battesimo l'11° compleanno di Radicchio d'Oro. Ha prodotti tipici, mi pare che anche la tua regione non stia male, eh? Certo, innanzitutto grazie mille, sei gentilissima per questa accoglienza. Poi sicuramente per quanto riguarda il radicchio, oggi in questa manifestazione, soprattutto stasera, siamo qui per degustare questa meraviglia, quindi a partire dalla Calabria si conosce per tutta Italia e anche all'estero. E per me è un onore perché comunque ci sono ospiti d'eccellenza e ho rincontrato le mie miss, quindi quelle con cui ho trascorso un lungo periodo, dove abbiamo vissuto emozioni, dure prove, ed è stata per me una grande gioia. Quindi questa occasione è veramente speciale e importante, soprattutto perché comunque una miss, cioè diventando miss, riesci a comprendere altri lati e aspetti della vita quotidiana, della solita routine. Io oggigiorno mi ritrovo sempre di qua e di là in giro per il mondo, però comunque magari ritornare qui e rivedere tutte le persone care, affettuose di qualche mese fa mi rende felice. Quindi. Si sta avvicinando il Natale, parlando proprio di prodotti tipici, consiglia ai nostri telespettatori, e chiudiamo proprio in bellezza, una cesta così da regalare di prodotti tipici. Ci mettiamo il radicchio, noi da trevigiani ci mettiamo subito quello, e tu cosa suggerisci? Innanzitutto il radicchio in occasione di questa bellissima serata, ma poi anche delle tradizioni calabresi, i dolcini, i turdilli, le grispelle non mancheranno sicuramente sulla tavola. Grazie infinite. Grazie a te. Buon proseguimento e buona fortuna per il tuo futuro. Grazie mille, ciao. Grazie a tutti voi, ci vediamo la prossima settimana con tante curiosità da cronache trevigiane. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Email.